tantin senza viodius. C'è beso fa di biel di lunga l'estate. Io hai polsato tanto che hai avuto di tornare a mettermi in movimento per noi inflacchimi massa e così sono tornata sulla mia biele bicicletta. Usplasie. In autunno sono anche mo bieli giornati per poter pedalare sotto dal cliput dal sorelli. Andiamo insieme a fare un biel giro? Venite con me, ma mi raccomandi, ovunque sta un evore attenti alle strade. Ieri vade la giornata, pasarin un'eridade, con bravura io tal dis, la mia dun parinti amis, tutti insieme in tecchia zutte, ascoltarin une storiute, conti giux e mustidi, ogni dì si fa così, tut miel do gran fullan, non sta piedi di mamma, non sta là lontan lontan, sta ferchiacchia la mamma, tut miel do gran fullan, non sta piedi di mamma, non sta là lontan lontan, sta ferchiacchia la mamma, e non sta là lontan lontan, sta ferchiacchia la mamma. Mandi Daria, o soi Noemi e occhiali di Spes Maman. O impari ogni volta robi sgnopis con te. Ti mandi il mio disegno lì che ho sin io, te, vigli e il mio gatto. Ti plasia? Anche a me mi plastan là in biciclette. Maman. Mandi Noemi. C'è gusto ricevuto questo disegno. Grazie. Un saluto grande a te e anche a Nicoletta Tomari che me l'ha mandato. Tu hai di sapere che anche per me la bicicletta è una roba straordinaria. Sì, ho calcoli che la bicicletta è un mezzo di trasporto un evore importante per diverse ragioni. La prima ragione è che la bicicletta ci permette di tenersi in movimento e di mantenersi in forma. Manco il 3 kg! Un'altra ragione è che la bicicletta è un'evore pratica, semplice e facile di doprare, ma soprattutto non inquina, no, non consuma né carburante né ueli che al sedi pericoloso per il nostro ambiente. E se io sapessi strosbes che si sparagno in gasoli e in benzina, sicuro, frut. E con che i bessi, i vostri genitori, so possono mettere in banda e fare un bel regalo. Dal codice delle strade, la bicicletta ha di due pneumatics. Ma ci sono i pneumatics? Bravo nos, sono le sos ruedis. Una, dos. E ha di un campanello per segnalazioni acustiche. Luz giallis o blanchis devant, luz o catarifrangiens ros daur, catarifrangiens giai sui rais o sui pedai, giubbot o tirachis catarifrangientis pariessi viodus dignot di altri mezzi di trasporto, tant che macchinis, camions. E per vostre sicurezze, us consiglio di mettere sui comedons, salve comedons. Sui genoi, i genogleris, a soredut sul chiav, un casc, bisogna sempre di metterlo. Alla importando per una biciclette adatte ai vostre età e ai vostre altezze.
si tacche con una bicicletta con 4 ruedis, con 2 daur per aiutare all'equilibrio. Plan planchin, quando si diventa grande, si chiave in le ruedis daur e si diventa sempre più in bullos. Che light frus cebule cosoi! Oh! Senza mans! Joi, e com'è? Direva io? Senza bis! Oi, c'è male! Manco mal frusco avevi il casco! Senza di che, come sarei stata anche senza di... Prossime volte mi fasarai venire idee manco il strambis. Voleso farmi domandis su altri argomenti con tante curiosità. O voleso fare une dediche. Mandait a Maman, Caiut Sportel Furlan, Pont e U. Oppure mandait un WhatsApp a 3 7 1 4 7 2 9 0 2 2. O le arai tutto in trasmissione. Tanti sconti sa son magis, culis fadis, culis tris, o cui orcui, o cui gurius. Io li sconti a altri sfruts, culis gambis incrosadis, li sorelis ben spicciadis, ben sierà della bocchiute per ascoltare une storiute. La corsa dai Polets di Monica Basso Valentina, edizions L'Orto della Cultura. La corsa dai Polets. E ieri une splendorose mattine di Soreli a Ghialopoli e Catina decide di fare un giro in bicicletta via pai boschi d'ogni de città. E chiappò la sua bicicletta scancarata e partì con suo frate giovanut in tal geut. Catina era un'evore affezionata alle sue biciclette perché prima di ieri e apparteniva a mamma e Ghialine e anche mo prima a Enone. Ma proprio te tacche di da spot anche Heinz la bicicletta e decide di rompersi e di lasciare Catina a piduline. Catina in allora approfittò per la fa di gulizione al bar e lei gli ultimi sniovis sul giornale. Un titolo grande attirò la sua attenzione. La corsa dai Polets. La corsa dai Polets era una gara che si svolgeva ogni anno a Ghialopoli tra le sviste città. E che sta? Quali erano il premio in pali per il vincitore? Proprio una bellissima bicicletta super tecnologiche. Catina era pensierose. Una bicicletta nuova varrebbe fatta da buon comodo. E poi, agli ultimi mesi, era per da buon forme. Un tic di sport, varrebbe dal sicuro fatto bene. Sì, Catina varrebbe partecipata alle gare. E aveva dome pos mesi di tempo e tacca subito a allenarsi. Catina e correva a tutti gli soris. Arriva la di gare. E Catina si presenta a partenze plene di entusiasmo, pronte a vincere la gara. Ma quando arriva, e vide che tra i partecipanti era anche Nina la d'Indie. Nina era una famosissima campionessa e vinceva tutte le gare di corse e poteva vincere anche la corsa dai Polets. 3, 2, 1, partì! La gara è attaccata e Catina e Corea lui poteva arrivare prima e vincere la bicicletta nuova.
si era allenata così tanto che dome Nina la Dindi arrivava a cori svelte come ieri. In tal frattempo, intanto che tutte Ghialopoli partecipava alle corse dai polec, Pino il contadino aveva deciso di portare una chiame di lens di un'altra banda di città. Al partì di buine ucce col suo trattore, si vilan con ligrie. Pino però gli era un lavoro di strada e non si accorgeva che col suo trattore stava attraversando proprio il percorso delle corse dai polec. Ali era così distratto di noi non accorgersi neanche che stava chiappando un gruesso tronco, proprio intanto che passavano Catina e Nina. Nina la Dindia era ormai tanto ogni dal traguardo e Catina non arrivava a chiappare. Nina, però, non si accorgeva dal gruesso tronco che gli era colato dal trattore e colato partiere come un sacco di patatis. Come Catina e va potuto vincere la gara. Catina invece ha un passo di vittoria e decide di fermarsi, aiuta Nina. Catina arriva ultima al traguardo e gli era contenta. Sì, aveva capito che l'importante non gli era arrivare prima, ma fa la roba giusta. Così è tornata a casa con la sua vecchia bicicletta scancarata. Non aveva vinto la gara, ma un premio, un lavoro importante. Aveva chiatato una nuova via. Fasi un gioco. Io dico se sbogli di chiatà da queste immagini 5 differenze in 15 secondi. Se sono pronti, sentai-si davanti alla televisione e tirai bene voi. Le differenze tra le due biciclette ieri in questi. Provai come in 10 secondi a chiattare la bicicletta da queste immagini. Pronti? Via! La bicicletta gli era questa. Se avessi chiattato tutti in pochi secondi, o se bravo non. Fruits! Come altacche ghiti! Se sono pronti per divertirsi con i fumetti e le storie di stelle, volpe, coccal, orsi, ghiti, aquile e ruglie. Con mamma e papà o potete là sul sito di Lengal www.ghiti.it. Uspiete un mondo fatto di cartoni animati, videos, giochi interattivi e letture. Bala. Mandi Ors, hai sentito che ti piace ballare? Sì, Stelle, è vero. Vieni con me, che ti udio. Pardon? Grazie, Stelle.
Queste non mi par proprio una sala di bal. E io une aule di scuole. Prima di balà, tu has di imparare i numeri e a contare. Nuovo allenamento. Oh, Ors, tu sei tutto un muscolo. Alle parvie dal gnogno allenamento. Mio allenamento. Ci saresti al? Ho studi matematiche con stelle. E allora? Ogni volta che ho fatto un'addizione, o hai di fare una flessione. Vigli, hai capito, è una lezione un'evore importante, sì. Che quando si va in bicicletta si va a divisarsi di proteggersi con i salve come dons, con gli genogleris e soprattutto col casco. Il casco è importante e bisogna sempre anche altri sfrusco se sa chiase. Ma hai capito un'altra roba un'evore importante. Ovesi di doprare la bicicletta il più spesso possibile, così aiuteremo l'ambiente e anche noi altri a essere sans e anche i nostri polmoni. Mamma, frutta. Figli? Allora? Ma c'è sesto da ora fa? A polsare. Oh. Dai, sumo, quindi là in paese, io ho intenzione di là e vuoi che di fa movimento. Ah, a te non ti covente fa movimento? Beh no, hai capito, o la rai sole. Oh, mandi, amici, se so vigno su altri sa farmi compagnia e parlare fa la spese. Oh, c'è ninis. Sospietti vigli, io. Ah, ben arrivato, signor Vigli. Mandi Daria, o ai non Agata. Anche io so come te, mi plastan fa spesis. Per me è divertente. A te ti plasie? Mamma. Mandi, Agata. Sì, mi piace un gruppo alla spese. Per esempio, mi piace i colori. Oppure senti gli odori e i profumi che sono in te botteghe. O lì dal pancor. Ah, io sono pronta. Frus, io dico mo. C'è qua scritto sulla mia lista. Miluc, coce, pan, polec, us, aghe, yogurt e biscotti. Sì, alle tutto. Fruz, sei pronto a fare un'avventura con me a fare la spesa? Finito. Tachin con pomi e verduri. Oh, che l'hai Fruz? Un bel miluc. C'è diseso isalbon, madur. Sì, Frusco, anche io comprai pomi e verduri. Ho visto di viodi che sedin di stagione. E madurs, ma non masse. E non hanno derivati masse lontane. Di ban comprai armelins o pierciui. Che il miglior compraio di lungo dall'estate, che è la stagione lì che in Italia a cresci e a madurissi. Oh, il pan c'è buon! A me mi piace un grum
agolizione con la marmelade. O preferisco comprare quel fresco lì dal pancor che quel confezionata, anche se quel confezionata è più comodo, sì. Ma o preferisco comprare quel senza ueli che fanno male, come per esempio quel di palme o quel di colze. Anche i biscotti, per esempio, non arriverai mica a fare ogni settimana a casa. Dunque, ho lei sempre l'etichetta e ho cercato di scegliere che è il migliore. Ius, chiataz! Quando scelgi uus, o voi sempre a lei sulla confezione la sua etichetta. O preferis scelgi uus che sono stati fatti di galini che sono stati liberi di girare al cortile, piuttosto di che i fatti dei galini che sono stati sarlevati in chelis. Anche gli yogurt fruits. O preferis comprare quel che è stato fatto in tesnestris lattaris. Fate anche altri, scusi. Fa la spesa alle proprie tembiel, si impari sempre robis miobis. Volevo farmi domande su altri argomenti con tante curiosità? O volevo fare una dediche? Mandai a Maman, Caiut Sportel Furlan, Pont e U. Oppure mandai un WhatsApp a 3 7 1 4 7 2 9 0 2 2. O le avrai dovute in trasmissione. Facendo un gioco. Vi ho detto se ho sbons di chiatata questa immagine di un baracchin in 5 secondi, li scocis. Li scocis a son ca. Li svevis occhiatadis. Bravs. Come? Provai a chiatare in 5 secondi il pan. Il pan alle ca. Lo avevi occhiatato. Bravs. E il formaggi? Tu la isal. Lo avevi occhiatato. Bravs. Come? Provai a chiatare in 5 secondi l'ai. Bello! Io dico se arrivai anche a chiatare le confezioni di salse di pomodoro. Chiatare anche che es. Bravs! Tanti sconti sa son magis. Culis fadis. Culis tris. O cui orcui. O cui gurius. Io li sconti a altri fruits. Culis gambis incrosadis. Li sorelis ben spicciadis. Ben sierà della bocchiute per ascoltare une storiute. La principessa sul Cesaron di Hans Christian Andersen. Conte Chiavade di Il Tesaur de Letterature Pai Fruits. Edizione Arts Graficis Furlanis e Clappe Cultural di Aquilee. Aliera une volte un principe che al diseve: io ho vuoi chioli uni principesse vere, se di no, non mi maridi. Alta che allora a fa il gir dal mondo parchia tantune propit vere. E, per dirle come che è, principessis anchiatada pardut, ma lui non gli era persuadut che fosse in veris.
I pareve sempre di viodi in loro alc che noi leve. I tocchiadi tornata al soream malapaiate gram. Parvie che non veve chiatat furce calcirive. Une sere al temporalave di fapore, li saeti s'abrusavano il cil, i ton s'aschiassavano sudut e la ploe e vigneve giù a selis. Un montafin! Tal miec di chel da voi trement si sentia tuccà suppe puarte dal chistiel e il re al Corea Viergi. E comparì sul pat de puarte une fantacine. Fasetmi entrà! O soi une principesse? Une principesse? Ma in che condizioni? La aghe ispisulave giù dai chiavei dentro i te scarputis e i leve furpai tax. Ma ie e contindeve di iesi par da bon une principesse. La regina Mari, che iere anche fine, e pensà: o cognos ben io une maniere di tamesà il pur dall'impur. E cence fa per aule con nissun, e gli entrate chiamare dagli ospiz platant un cesaronte sacchette. Po e mette un parsore che l'altri vinc stramas, e parsore vie, un da urdi che l'altri vinc plumins. Po dopo, la principessa le addormì. Tal domandi domans, appena gli evade, Altece, ce mutai è passat la gnot? Oh, noi è ben, non so state buone di sieravoli tutte la gnot. Non sai c'è cagliere tagliet, ma gliere tan dur che ho soi tutte frucciade. C'è martueri. Che sti speraulis a palesarin che iere par da bon une principesse. In fin dai fats, quale femmine che non fosse une principesse real potevi avere la piel tan delicade di sentì un cesaron so di vinc stramaz e di vinc plumins? Il princip le chiolè da orman persuadut e il cesaron lo fase metti tal museu la calvares di iesi anche mo, se qualche collezionist non l'ha arrivata d'ore a portarlo via. Queste è una storia vere, come che è vere la principesse. Fruits! Cumò, alta che ghiti! Se soprans par divertissi cui fumets e li stories di stelle, bolp, cocal, ors, ghiti, aquile e ruie. Con mamma e papà o podes là sul sito di Lengal www.giti.it. Uspiete un mondo fatto di cartons animati, videos, giochi interattivi e letture. Contentassi. Un, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. Ors, tu sei diventato bravo non a balà. Tutto merito che tu mi hai insegnato a contare fino a 8. O soi un evore contente, quando tu velis o l'indenant con le lezioni di matematiche. Per come mi basta balà. La matematiche.
La matematica che tu mi hai insegnato è un lavoro utile. Pardabon, quando le hai studiato? Per contare il mangiare per l'inverno, no altri source o lì in letargo, sapevi tu? Che spettacolo! Allora, o puoi spiegarti anche le moltiplicazioni? No, vonde. O le divisioni, le sottrazioni? Bat li smassa ciampe. Fasso un saltadrette. Bale chiante con vosuti stessachette. Vosutis, tessachette. Vosutis, tessachette. Camminavi te boschette plan plan cut e ho sentivi laghi a cori. Bella e croz che si buttavi in tal roiuc e al chiantave un uccello. Chip, chip, Giusten che c'è dolore, mi fa mal sot che spidu. Viot culisot per placer e poi dimmi c'è calè. Vigli, hast tu vedut che ti hai comprato gli stos crocchetuti sul salmon preferidis? Che ste volte tu li sassi il giudis tu. La prossima volta che l'arin a fa la spese, ossia il giarin prodos tipics de nostre regioni, sì, come per esempio il format di Montas o il persut di San Denel e dopo sì, bravi, la blave di Mortean o il sirop di Saud e dopo oh sì, bravi, oh, i biscotti S di Ravier, c'è voi. Tu sei il solito goloson, tu però, Mamma fruits. Figli, hast tu veduto troppo biele che è laghe? Chiale, rifaiesi anche un spieli. C'è? Ci ha studiato? Che non ti interessa? Dome perché che a ti non ti plas lavati? Chiale che laghe non è mica importante dome perché che covente parlavasi.
Prova a pensare a ciò che puoi scoventare l'aghe. E ti pari al poco. Bevi, è una roba, un lavoro importante, vigli. Prova a pensare se ti viene anche al catering in mente. Vigli, intanto che tu pensi, so lei la mail che non si arrivata. Mandi Daria. Volaresti io da vigli. Per me l'aghe è importante perché senza di ie non sarebbe la vita sulla terra. Gli animali, gli planti, se no non varesti in cebevi. Mamma, Michele. Mandi Michele. Sì, e è vero. Senza l'aghe la terra sarebbe fatta d'ome di clubs e di sabalò. Anche non si fa di aghe, che anche se non si le viote, è dentro dal nostro corpo. Però, dovessi sapere che l'aghe non è importante dome per noi, è importante anche per fadis e per stris di aghe. Gli saganis sono spirs de aghe che sono a sta d'ogni dai flums, dentro des grottis dal chiars, o su paimons de chiarnie, o d'ogni des risultivis de basse. Gli saganis han sempre forme di femmine. A pueden essi brutis, vecchis o tristis, ma che essa sono sta in questi pericolos o spauros. Si conta che gli saganis avvengono fur d'ignot, quando che è lune plene, e si chiaten tutti insieme i studis di blanc, par balà o par chiantà ad or de aghe. Si conta anche che il loro compit è quel di tigni di voli e di aiutare oms e femminis, massime i peschiadors e gli femminis in difficoltà. Veso mai sentito fevelade scrivapete? Loro sono fadis di aghe che si può inchiatare in tesvals dal nadison. Anche loro può essere bielis o brutis, vecchis o giovinis, buinis o tristis, ma hanno una particolarità uniche. Hanno un o due doi i pis cui talon svoltas per davanti, o ben denandaur. Pensate che qualche agane e poi sve anche i pis o come une rase o come une occhie. Ioi! Gli sfadis e gli stris di aghe sono magichis. Marisante, se sto anche tu, vigli. Non mi eri una quarta che tu mi avevi scorruto o dicevi, vigli, che loro sono magichis. Mica come te, ma di quanto in qua tu sei un mag. Insomma, fruz, gli saganis sono magichis. Per via che sono buinis di fevelà cui animai, o sono buinis di lei il passato o il futuro dagli oms. Occhio però hanno fali si inrabbiare, che si svindichino in tu marilamp. Sì, sono anche fadis di aghe in te basse furlane. A grau vivono gli sbarvole, che arrivano dal mar sulla battele, gli studis di pecciozzi e cui chiavei caparin di fil di fier, gli ambis di len e voi ruans. E sapesso perché che arrivano gli sbarvole? Per portare via i frutti che hanno fatti tristi. Quando arrivavano une volte, la in dal paese era così plena di pore che si sierava benon in chiase. Ma no, vigli, se tu vas a grau, non tu li svedi plui, perché come i frutti sono boins. Però, io ti fai il bravo, che se di no io so i buine anche di fa maghis. Volevo farmi domande su altri argomenti con tante curiosità.
o volevo fare una dediche. Mandait a Maman, Caiut Sportel Furlan, Pont e U. Oppure mandait un WhatsApp a 3 7 1 4 7 2 9 0 2 2. O le avrai tutto in trasmissione. 1 2 3. La fortuna è con me. 4 5 6. Arriveranno i miei amici. 7 8 9. Sale biel. Oh, se al pluf. Din, don, dan. Usal dis fruts par furlan. O giuarin in kes mes. Culis lenghis e cul'ingles. Figli, vuoi? E venga a chiatarmi la mia amica americana Giulia. Sì, qui sei fis. E o imparerai anche un tic d'inglese. Oh, e sono arrivati. Mandi amico, ben arrivato. Daria! Figli, ti presenti Giulia, Max e Leo. Mandi Vighi! Vignit. Giulia, vuoi un caffè? O altri sfrus volevano un strop di pommes? Ricordati che nel marino favele tan bene il furlan. Ma non si incappa a riudale. Mama, would you like a coffee? Ah, gracias. Daria, I made a cake. Do you like cake? Ti ha domandato se ti piace la torta. Oh, mi plasone un grum la torta, sì, volentieri. Ma Frus, c'è diseso se prima di fa di mirinde o impari un tic l'inglese? Bene. O sai che i Frus a casa sono già buoni di contare per inglese, ma non si udaiso? Va bene. Contagio con noi. Count with us. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Chialai, l'arc di San Marc. C'è diseso sopravviene di insieme e sia i colori. Anche altri sfrusco sessa chiase. Prima per Furlan. Ros, narancion, gial, vert, blu e viole. E come? Per inglese. Red, orange, yellow, green, blue, purple. Come che ho imparato un clip di inglese? Un po' di no fa mi rinde. Sicuro. Io di prova a contare troppi sfatti scasson. 2, E come? 4, Conti. 1, 2, 3, 4. Torni a contare. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Io che grande. Fasin un gioco. Io dinse se sboins di riconosci cui calviv sot de aghe. Chiatait da queste immagini e in 5 secondi il chiaval di mar. Pronti? Via! Il
chiaval di mar, ale a chi? Lu avevi occhiatat. Bravs. Chiatait da queste immagini e in 5 secondi lis medusis. Pronts? Vie. Lis medusis o son a chi? Chiatait da queste immagini in 5 secondi la masanette. Pronts? Vie. La masanette e a chi? Le avevi occhiatate? Bravs. E com'ò? Chiatait in 5 secondi i pes blancs e neris. Pronts? Vie. I pes blancs e neris aierin a chi? Io avevi occhiatate. Oh, bravo nons. Tanti sconti sa son magis. Culis fadis. Culis tris. O cui orcui. O cui gurius. Io li sconti a altris fruts. Culis gambis incrosadis. Li sorelis ben spicciadis. Ben sierà della bocchiute per ascoltà une storiute. Aghe, progetto di valorizzazione delle lingue furlane, indrecciata ai frutti e realizzato con loro. La aghe ha un segreto. Il segreto de aghe è che è come i frutti, non sta mai ferme. Il suo viaggio altacca al cielo dentro dai noi. Fintre mai che gli sgotis di aghe dentro dai noi si stufin e avan a viodi c'è calè un po' più in giù. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Prima al pluf poc, poi dopo al pluf tant, e la tiere si riempie di pocis. Ma la aghe non sta mai ferme e va giù sottiere, fin tant che spisule in tune sorgint e diventa potoc. Poi dopo diventa riuc, rivuat e flum. Ogni tant si ferma e diventa lac. Poi e torna flum. Finché arriva al mar. Fintre mai che gli sgotis di aghe dal mar si stufin e avan a viodi c'è calè un po' più in su. E a torni in noi. Fruits! Com'ò? Altacche ghiti! Se so prons per divertirsi coi fumetti e le stories di stelle, bolp, cocal, ors, ghiti, aquile e ruie. Con mamma e papà o podes là sul sito di Lengal www.ghiti.it. Uspiete un mondo fatto di cartons animati, videos, giochi interattivi e letture. Nasut sglonfat. Ors, ci è succeduto al tuo nasut? Si è sglonfato dopo che hai provato a chiappare su la mil fresche. Una af si è inrabbiata e mi ha beccato.
fuori. Poi ben, che è il positivo? Tu potrai smascherarti di Rene e di Barbe Nadal. Quisal? Isal, Isal qualchedun. C'è pure, Isal qualchedun. Ale orso nambul, cacchiolla mil. Figli, ma lì era come un scherzo. Sicuro che noi clamadis gli sfadis e gli stris di aghe perché ti fasedi imporre. C'è disto? Che tu di volei bene a aghe dome perché non tu vuelis che gli saganis e gli stris di aghe ti fasedi in dispiez. Ma no, ma che sei in realtà? E è vero. Chiale di comportati bene, che loro ti viodi. Mamma, fruz. Mandi, fruz. O soi vignude fura giù a culula op dal giardino, com'è che mi plassa a me? Ma c'erasse di freddo. O pensi che non so vistuda come che si varesse in tune giornate de fin dal mese di ottobre? C'è diseso che non è freddo. Facile. Altri sono ses in te vostre chiasute clippute. Altri scumo o varessis di aiutarmi a chiata alt di plui pench e che al dud di metti in toro. In questo periodi si fa il cambio di stagione, ma io non mi decido mai perché a casa me è sempre un gran mismas. Mi aiutai so per piacere. Oh, Marisante Frus! C'è da voi qua in chiamare? È che avevi tante fa vabbè, avevi di sta da Urdivigli e dopo avevi di là via a fare spesi e dopo avevi di là scuola e dopo sì, va bene, ho ragione altri, non avevi che di farlo. Lo sai che quando che si uli il team si lucchiate sempre. Mi è arrivata un'email, vi dico che non scrivo. Mandi Daria. O sei Veronica di Chiamfarmi. O volaresti udati a me a questo, parchiatai i tuoi vestiti. È un lavoro che mi plastanza. Mamma. Grazie Veronica. E grazie anche a altri sfrutto. Sono sicura che mi aiutai tutti insieme. E beh, allora, da chi? Prima di tutto, in autunno, mi covente un par di bregons, no, mo frus? Ma dove sono? C'è confusione. C'è? Dove sono?
no io viot. Oh, bene. Allora, a son in alt a mandrete. Veio, chiatas, gracis. Un par di bregons lungs. Diset con me. Bregons lungs. Bravs. E com'ho? Dove sono i calzons? Oh, c'è da voi. No, io vi ho frus. Io dai, mi par plasè. C'è? In bas. A man ciampe. Chiatas, grazie, spruz. Un par di calzons. Un par di calzons. Diset con me. Calzons. Bravo. In tune giornate di autunno, non scovente dal sicuro un maion e io poi sia il gicchel, proprio te, quel compagno di me cugine bete, il maion fucsia, ma tu la isa, no, non lo vio, frus. Lo vio adesso, Waltris? C'è? Parzore dall'armadio. Velu! Chiatat! Velu! Il mio preferito, compagno di quel di bete. Alle prendi polvar. Maion di lane. Diset con me. Maion di lane. Bravs. Parla di fur, però mi può dare scoventà un giubbotto, sì, sicuro. Ma tu la isa, il frus, non lo viot. Lo viot adesso, Waltris? C'è? A mandrette de chiadre. Allora, a mandrette de chiadre. Velu! Grazie, frus. You bought? Diset con me. You bought. You bought. Bravs. Ma parla di furmi, coventing anche une scufe sul chiav, gli smaneci sugli smans e une sciarpe. Ma tu la sono. Aiutami. C'è? C'è? Parzore dal spieli? Chiatas! Scufe, manecis, sciarpe. Provai a di con me. Scufe. Bravs. Manecis. Benon. E per ultima, sciarpe. Sì, sciarpe. Come sei proprio te pronte per la di fura giuia col mio amico hula hop. Come mi stude così quasi neanche al passo l'hula hop. Volevo farmi domande su altri argomenti con tante curiosità. O volevo fare une dediche. Mandai a Maman, Caiut Sportel Furlan, Pont e
U. Oppure mandate un WhatsApp a 3 7 1 4 7 2 9 0 2 2. O le avrai tutte in trasmissione. Tanti sconti sa son magis, culis fadis, culis tris, o cui orcui, o cui gurius. Io li sconti a altris fruts, culis gambis incrosadis, li sorelis ben spicciadis, ben sierade la bocchiute per ascoltare une storiute. Il Grand D di Sandra Fabris e Liliana Carone. Edizions L'Orto della Cultura. Il Grand D. Lassù, tal gran país de neve, è un piccol borg tut colorato. L'ultima chiesa dal piccol borg è una grande chiesa gialle. In tal cur de chiese gialle è una piccole chiamare turchine. In te piccole chiamare turchine, un gran tors blanc al vio di Chimi calduar. Fin a buon'ora dal gran di sveiti Chimi! E ci sì che la mame, uè, tu sei grand, si va a scuole. Chimi, gran tavonde per la scuole, ha un piccol russac sugli spalis e lo strange fort per non sentirsi perduto. La mame e gli appena la de vie, e i manchi a biel già. Sei tu un piccol? Io sono una grande mi chiami Ulla. Chimi si volte verso la voce vivarosa che ven inquintri. Ulla e ha gli streccis biondis, gli spivicchis e une buse allegre tai dinchi de Nant. E je non so me par nue perdude. C'è tu lì dentri? Ulla insist con gli domandis. Mi fasi stupioni? Tal piccolo russac di Chimi e je une grande stiate di lapis coloras. Oh, c'è tanti colors! E di Sulla. Fasino un disegno. Chimi non mole il sac de scuole, ma al sielc de grande stiate un piccolo lapis, consumato quasi dal dut. Al disegno un ros piccolo e un ros grande. E alla biel già finito. Se so tu e la mame? I domande Ulla che non ieri vade ad ore neanche a scominciare. Chimi al fas di si col chiafe, tutti in un momento non si sent più tan perduto. Si chiave via il russac dagli spali, si al met dentro i colori se il disegno dal ros grand e dal piccolo ros. E come alle contento. Al met tutto quanto al sicuro dal suo armarut e poi dopo insieme con Ulla si butta a pes dal gran D. Fasin un gioco. Viodin, se ho ses boins di chiatà, da queste immagini, i vistis che pueden sempre coventati lungo de sierade. Provate a ciri 2 maglions di lane da queste immagini in 7 secondi. Pronti? Via! I maglions di lane a ieri in chest. Provate come a chiatà la scufa in 5 secondi. La scufa e ieri cheste. Se le vestiatate o se spropit bullos. Provate come a chiatà gli scarpis di ginnastiche in 7 secondi. Stai ben attenti che non sono une taccate di teatre, Via!
Gli scarpis di ginnastiche, a ieri queste e queste. Bravo Noms. E per finire, dove hai la sciarpe? La sciarpe e ieri queste. Beh no, bravs. Oh, le proprie biel giù con altris. Fruits, come alta che ghiti! Se soprans par divertirsi coi fumetti e le stories di stelle, Bolp, Cocal, Ors, ghiti, aquile e ruglie. Con mamma e papà o podes là sul sito bilingual www.ghiti.it. Uspiete un mondo fatto di cartons animati, videos, giochi interattivi e letture. Tempo di tornare a scuola. Che di poco ho finito le vacanze e ho di tornare a scuola. E perché sei stabilite? Perché ho vorrei manco il tempo per stare con voi altri. Non sta preoccupati, no, Sinca, ogni volta che tu vuoi studiare. Oh. Un gioco nuovo. Non vuoi la scuola? Il bosco è più divertente. Anche la scuola è divertente. Là tu chiati siete gli amici. Oh sai, ma studiare è stufa dici. Non hai voce. Va bene, resta. O ieri proprio ti ora pensati di fare un gioco nuovo. Si chiama Studi la matematica con Bolp. Boh, hai capito, o torni a scuola, beh. Oh, Marisante! Oh, cosa è succeduto? Polizia! Qualche donna lei è entrato qua dentro? Sarà sicuro un Lari? Oh, Marisante! Oh, quietiti, Daria! Oh, c'è tremarele! Oh. Respira. Blanchin. Vedi! Sei tu! Oh, mostacchion! Sacra bolt! C'è pure! E poi dopo avevi appena mettuto a questo e i frusti di chiase! E come? Tu torni a mettere in ordine! Tu! Sicuro!
C'è? Sì. Sicuro. Ti aiuterin. Sì. Mamma, fruits. Ieri vade la giornata, Rasarin un'eridade, con bravura io tal dis, la mia tu parenti amis, tutti insieme vecchie azzurre, ascoltarin une storiute, conti giù se mostri, ogni dì si fa così, tutto più mieldo gran furlan, non sta piedi di papà, non sta là lontan, sta ferti alla mamma, tutto più mieldo gran furlan, non sta piedi di papà, non sta là